Buongiorno, bentrovati dalla rassegna stampa TG Plus. Questa mattina partiamo dalla pagina di Padova. Il mattino, come vedete, un po' in tutti i giornali del gruppo ci sarà questa notizia: il lutto, 2 morti al ritorno dalla serata. Tragedia nel Veneziano, gli amici ventenni hanno invaso con l'auto la corsia opposta, ma poi vedremo questa notizia in un altro modo e anche in altre edizioni. Intanto questo è il Mattino di Padova, scrive: diabete nei bimbi, aumentano i casi, Padova in azienda ospedaliera, università, oltre 30 nuove diagnosi all'anno, il direttore Moretti, molte le cause ma devono potersi autogestire. Nella fotonotizia, fondi per i piccoli comuni turistici, ma per il nord solo 4,5 milioni. Notizie di cronaca: svuotavano le auto nei park, arrestati marito e moglie, anziana scivola nel fossato dietro casa e muore annegata. Brutte notizie. Caldo torrido oggi e domani scatta l'allarme. Andiamo su Gazzettino invece. Strage continua, morti 2 ventenni. Vedete che anche il Gazzettino dedica la notizia principale della giornata. Un altro tragico incidente frontale all'alba a Jesolo, grave il conducente della seconda auto. I ragazzi tornavano da una sagra, polemiche per la strada troppo pericolosa, e oggi Angelica davanti ai giudici. Il PM deve restare in carcere, la donna tedesca che ha investito interamente e decimato una famiglia. Bonus casa adesso si cambia, sussidi solo in base al reddito, incentivi al 100% solo per chi ha l'ISEE fino a 15.000 euro. E carriere separate, il governo trova la sponda del terzo polo. Andiamo nella fotonotizia: 2 veneti, nuovi cardinali, ancora escluso Moraglia. Respinto illegalmente, il rifugiato va risarcito. Questo è un articolo che arriva dal Friuli, ma il Gazzettino mette in prima pagina. Non c'è il Corriere del Veneto il lunedì, sapete, diamo un'occhiata al Corriere della Sera. Alta tensione sul caso La Russa. Roccella è un padre, bufera su Facci per un articolo, la Rai, parole inaccettabili. Poi insomma l'articolo di Facci era abbastanza piccato. E le novità di Sanremo, questa potrebbe essere interessante anche per i veneti. I cantanti saranno anche presentatori, non male l'idea nuova che ha avuto Fiorello no, Amadeus, ma siccome Fiorello è amico di Amadeus, arriva anche Fiorello in fotonotizie. L'artista si scusa, è scappata la mano, dice via Mazzini, altre location. Sembra un po' di parlare di Padova. Lo show di Fiorello sfrattato dai residenti, alla fine hanno vinto gli abitanti di Via Asiago, che non vogliono rumori. È un po' come la movida padovana, ma adesso lì riguarda Roma. Su Padova, controlli dei carabinieri in città e in provincia, quelli ci sono ogni settimana. Poi minori che organizzano spedizione punitiva, denuncia per una minorenne con false generalità, e Polverara in piazza una mini telecamera per sfiare la vicina. Insomma, sono notizie che trovate sulla pagina, ma potete poi scorrere e trovate altre notizie anche su Notizie Plus della pagina di Padova.